Eccoci qua cari amici, parcheggi esterni della fiera Autodepoca Padova 2019 e giù intanto che aspettiamo di fare la fila per entrare, catturiamo quello che la strada offre. Certo, salve a tutti ragazzi, guardate qua, c'è questo bellissimo Mercedes, questa bellissima Mercedes 300 SL, coupé molto bella, che è vendita del 91. Del 91. In ottimo stato di conservazione, chiedono la modica cifra di 11.000 euro, ma insomma perfettamente conservata, una bellissima auto. Io poi ho un certo debole per le stelle, devo ammettere, e quindi guarda Max. Però il pezzo forte. Il pezzo forte chiaramente nella nostra amata Alfa Romeo, una GT 1600 e questa dell'anno, dunque dell'anno è il 76. Nel 76 chiedono solo 14.000 euro in questo momento, però è sempre un Alfa Romeo. Sempre un Alfa Romeo, bellissima, il suo classico rosso bello acceso, bello. Questo rosso scarlatto ben deciso, e dentro l'interno in pelle molto ben rifinita, con proprio dettagli di classe tipici proprio dell'Alfa Romeo. Eccoci. Guardate qua. Che bellezza anche gli interni, ragazzi. Cari amici, c'è un po' il sole che ci disturba, però... Sì, dedicata a tutti i nostri amici alpisti. Eccola qua, appassionati qua di vecchi Alfa Romeo. Abbiamo questa appunto GT Alfetta. Eccola qua. Molto bella. Ripeto, il prezzo qua chiedono 14.000 euro, poi ragazzi, insomma fate voi, insomma, le vostre considerazioni. Quel che conta è che a noi piace, punto e basta. Completamente restaurata, c'è scritto, però come era proprio rispettando la sua originalità, Eccola qua, per completamente cui nonostante il restauro è come originale. L'hanno usata anche come modellini auto vintage. Esatto. E niente ragazzi, dai, qua vi saluto. Gio, andiamo a fare sti biglietti, va là. C'è un po' di casino adesso, Vendesi Mercedes, eccola lì, la Gio. Ciao a tutti ragazzi. È in vendita, 300. Ciao a tutti, spettacolo, salutiamo tutti gli amici del canale. Ciao a tutti.